La battaglia anticasta del Movimento 5 Stelle sembra si faccia sentire anche in regione dopo che il consigliere PD Graziano Azzalin e l'ex consigliere di Forza Italia Mauro Mainardi hanno rinunciato al loro vitalizio. Ma la vera prova di coerenza, dichiara il capogruppo veneto dei pentastellati Jacopo Berti, sarà il voto alla legge anticasta con la quale si chiede di abolire i vitalizi di tutti gli ex consiglieri regionali, le indennità di funzione e ridurre gli stipendi dei consiglieri, a favore di azioni del rilancio del paese, uno su tutti, come riportato anche nei nostri telegiornali, il microcredito. In questi giorni abbiamo visto che ci sono dei consiglieri che hanno rinunciato al vitalizio. Vorrei dire a tutti i consiglieri che si devono iniziare a preoccupare perché il vitalizio lo toglieremo a tutti. C'è la nostra proposta di legge, una proposta di legge anticasta che vuole abolire definitivamente tutti i vitalizi, questi odiosi privilegi, questi 13 milioni di euro dei nostri soldi che vengono dati alle tasche della politica. Bene. Appena andremo a votare questa legge, tutto ciò verrà abolito definitivamente, perché il Movimento 5 Stelle è arrivato in Regione Veneto e sta obbligando la politica a trattare finalmente questi temi.